giocava col portiere dei Red Bull, Antonio, e il difensore dei Red Bull, Francesco Manto. Un'ottima partita da ricordare, una bella storia, cosa pensi di questo torneo? Questo torneo è stato molto emozionante. Solo che soprattutto la partita di oggi, diciamo, l'arbitraggio è stato un po' scadente. Molti falli che non sono stati fischiati, altri inesistenti. Ricordiamo, come hai ricordato la settimana scorsa, l'arbitro era il mio fratello Renato La Cava, l'anno scorso me l'aveva rinfacciato. Infatti sempre Infatti è sull'arbitro. stato l'arbitro. Molto male. Mi ha dimenticato. Figura di merda, va bene. Voglio dire una cosa, sono contento della vittoria e per ribadire al portiere dei Poggi che ci siamo anche noi per il primo posto e non c'è il Black Lives. Al momento siete te, se non sbaglio, puntate comunque la qualificazione tra i primi 4. Il primo posto o il secondo posto? Guarda, siccome il primo posto mi sembra che sia un po' abbandonato dopo le 2 sconfitte, ma il secondo posto possiamo lottare benissimo. Un difensore che fa parecchi gol, come mai? Perché gioco avanti anche il secondo tempo. Dico vabbè, perché mi propongo sempre i miei compagni della società oggi mi ha fatto un sacco di Vuoi dedicare a qualcuno questo gol? Sì, io lo dedico a mio zio scomparso l'altro ieri.